Standing in a crowded room and I can't see your face. Darling, hold my hand. Oh, won't you hold my hand? 'Cause I don't wanna walk on my own anymore. Won't you understand? I need you holding. I'm ready for this. So darling, won't you hold my hand? Bar. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti, buonasera e viva l'AIA Treviso e facciamoci un applauso. Che cavolo! Allora, stasera abbiamo diversi ospiti, è una serata, come dire, al culmine di una stagione, anche quest'anno piena di soddisfazione. Buonasera a tutti, grazie a tutti per essere qua, è la serata conclusiva, quindi più di tante parole penso che sia proprio un stare assieme, divertirci, ricordare quello che è trascorso e poi man mano diremo anche quello che sono stati i risultati tecnici. Innanzitutto grazie e benvenuti a Cima d'Olmo, non è la prima volta che già siete qua, ogni anno ci fate gioia della vostra presenza. Grazie per il lavoro che fate, grazie che dopo un anno di fatica questa è la vostra sera, la sera in cui in realtà potete rilassarvi. Ed è stato il compleanno di Ennio Costa e quindi facciamogli un applauso. Si sposano Rosy e Fabio Conte. Dovrebbero sposarsi anche Davide Fenzi con la sua fidanzata Francesca. Sino sta per diventare papà. Voglio dire che ci hanno insegnato tante volte come ci si compone. Soprattutto saluto i ragazzi che vengono sempre a trovarvi più che volentieri. Grazie. Grazie per questa serata, come detto prima sono contentissimo di essere a Treviso perché il 90esimo l'avete festeggiato veramente bene. È un piacere essere qui, ci sono tanti amici, gente che conosco da tanto. Il venerabilissimo Danilo che è stato molto esaustivo.
arbitro di eccezione che è la figlia del nostro compianto Gianni Martin, Chiara. Massimo, e quindi con questo veramente io chiudo la serata, vi ringrazio tutti di nuovo e un arrivederci alla prossima stagione sportiva.